Suonanà, poeti e musicisti in 60 secondi. Antonio Barbieri, Frasso Telesino, 26 aprile 1859, Napoli, 8 settembre 1931. Versatile canzoniere, dalla vena facile e maliziosa, per 20 anni ininterrottamente scrisse canzoni che trovarono sempre il consenso degli artisti e del pubblico. Ad ogni piedigrotto a cui partecipava si registrava almeno un successo. Poeta, ma commerciante di professione, fu un autore particolarmente presente negli spettacoli di Piedigrotta. Buono e modesto, era il poeta preferito di Vincenzo Di Chiara, col quale scrisse la maggior parte delle sue canzoni. Con Vincenzo Scarpetta scrisse la popolarissima Voglio campà. Tra i suoi successi, Braccia a me del 1908. Per saperne di più, leggete, ricercate, ascoltate. State va buona!